Bentornati a un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo, condizioni che tornano quindi instabili, ma che arriva finalmente anche la prima ondata di freddo su gran parte delle regioni del nord. Andiamo a vedere nel dettaglio, dopo essere finalmente tornato, l'operazione è andata praticamente bene, ve lo dico subito chi mi segue, ma andiamo a vedere intanto le previsioni. Allora, la tendenza ovviamente che continua nel corso di questi giorni è il vortice polare molto ben fisso sulla Scandinavia, che porta quindi continue perturbazioni in arrivo. Quella che arriverà domani sarà quella più importante, quella di giovedì, una perturbazione che permette alla prima neve di cadere anche di sotto dei 200 metri e anche delle prime fioccate miste a pioggia sulle alte pianure del nord. Una possibilità ovviamente, ma ve lo ricordo, non avremo degli accumuli particolari se non sul Piemonte, in modo particolare a Torino sono attesi anche degli accumuli piuttosto importanti e rilevanti. Vediamo subito dalle mappe come a giornata di mercoledì abbiamo già temperature molto elevate, sopra 20 gradi su gran parte delle regioni del sud, diverso ovviamente al nord tra i 12-15 gradi durante il giorno di mercoledì. Poi giovedì calano però tra i 6-9 gradi sul Piemonte, sul resto del nord tra i 8 e i 11 gradi. Sul resto anche qui caleremo di qualche grado, tra i 18 e i 20 gradi sulle due isole maggiori, altrove tra 13 e i 17 gradi. Resteremo su questi valori. Venerdì caleranno molto di più le temperature, perché al mattino registreremo già nella mattinata di venerdì delle temperature al di sotto anche lo zero su diverse aree della Val Padana, in modo particolare su quella centro-occidentale. Nella giornata di mercoledì vediamo già infatti il primo passaggio instabile, quello che sta agendo in queste ore, che sta portando dei rovesci, dei temporali, ma arriverà poi anche quello della giornata di giovedì. Rovesci temporali, ricordo, al centro-sud, soprattutto sulla area, su quella adriatica. Per quanto riguarda il passaggio poi nella giornata di giovedì, all'arrivo della perturbazione che porterà la prima neve a partire dal pomeriggio dal nord-ovest, in estensione poi delle precipitazioni nevose fino al resto dell'Italia entro la serata. Sul nord-est avremo delle nevicate possibili tra i 100 e i 300 metri, nulla in basso, se non qualche fioccatina comparsa così, e poi delle piogge abbastanza moderate che proseguiranno dalla serata di giovedì fino alla notte di venerdì. Un passaggio talmente molto veloce e rapido che insomma non porterà chissà che forti nevicate, se non però soprattutto sulle Alpi occidentali anche fino a 30 cm localmente. Nella giornata di venerdì segnalo che proseguirà ancora dell'instabilità, soprattutto sulle regioni del centro e del sud, con delle nevicate diciamolo anche sopra i 1400 metri. Al sud avremo un'importanza di piogge e rovesci soprattutto sulla Campania e sull'Alta Calabria, con temporali in estensione anche verso la Sicilia, ma comunque saranno delle precipitazioni, ve lo ricordo, piuttosto rapide e veloci, essendo che questo minimo nella giornata di venerdì sarà veramente poco strutturato, così come si allontanerà poi questo minimo verso la Grecia, quindi non assisteremo a una ripresa delle precipitazioni, ma di conseguenza a un'espansione dell'anticiclone, quindi ritorno alla stabilità dappertutto a partire dal giorno di sabato, con temperature comunque minime ancora bassine per il periodo al nord, freddine, e altrove invece comunque rimarremo comunque ancora su valori in media, se non leggermente sopra per il periodo. Insomma sarà sempre più freddo al nord, con tendenza quindi, come vediamo, al recupero dell'anticiclone. Grazie comunque per la visione e vi ricordo che seguiranno comunque degli aggiornamenti in vista di ulteriori dettagli. Non dimenticarti di iscriverti al canale.